Lorenzo Palla, mi racconta come è nata l'idea di produrre il Punto a Capo, uno spumante rosso del Montello? Beh, è stata una curiosità, una cosa che è nata un po' da una sfida un po' con degli amici che da anni notavamo che erano un po' sparite la tradizione dei frizzanti rossi, dei rossi diciamo un po' mossi con un po' di bollicina, e allora abbiamo detto perché non mettersi a riprovare, visto che poi l'anno scorso c'era un po' di tempo, il periodo del lockdown, e ho sperimentato, ho fatto un po' di esperimenti e alla fine insomma sono riuscito a creare sto vino con rosso, base Malbec, con la bollicina. E dopo è capitato il fatto appunto che eravamo in lockdown, era il primo vino che incominciavo a riproporre, allora ho detto bisogna che abbia anche un nome particolare, quindi abbiamo dato il Punto a Capo. Parliamo del Malbec, di questo affascinante vigneto. Come si è radicato in questa zona montelliana? Eh sì, è una cosa curiosa perché il Malbec in effetti sembra che sia arrivato proprio ad opera del conte Loredan in questa zona, perché lui appunto era stato a Bordeaux e aveva visto che veniva utilizzato del Malbec che è originario lì vicino della zona di Cahors e finiva appunto in piccole percentuali dentro nei tagli del Cabernet Merlot così, e appunto lui l'ha portato anche a Venegazzù e ha incominciato diciamo a diventare una delle produzioni tipiche della nostra zona. Punto a Capo, la nuova produzione. Capo di Stato invece è il rosso per cui siete molto famosi. Com'è andata l'annata 2020? Il 2020 purtroppo, diciamo, oltre ad essere stato un anno difficile per tutto quello che sappiamo, è stato un anno difficile anche per il Cabernet Sauvignon nella nostra zona, e quindi anche il Capo di Stato non ci sarà nell'anno 2020 perché appunto il Cabernet Sauvignon che hanno una raccolta tardiva purtroppo non sono riusciti a maturare correttamente. E finiamo con la vendemmia 2021. Come sta la vigna in questa annata? Bene, bene, siamo partiti bene, fortunatamente la primavera sta facendo il suo corso e fortunatamente fino adesso incrociamo le dita, non abbiamo avuto gelate e quindi insomma speriamo che proceda tutto bene.